di ospedali devono essere molto qualificati, perché affronteranno sempre sfide nuove legate alla scienza, alla tecnica, alla tecnologia, al sapere. E quindi noi dobbiamo pensare a degli ospedali che abbiano una copertura territoriale, che diano una risposta ad ambiti, se non sono ambiti particolari, ad almeno 200-250 mila abitanti. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che parallelamente andranno sviluppate strutture diverse dagli ospedali, dove una persona trova l'80-90% dei servizi sanitari dei quali ha bisogno, dove ci sono strutture e risposte legate alla cronicità, che è collegata all'allungarsi della vita, e dove è in grado di come dire, avere quanto di meglio può ricevere, vicino a casa, senza pendolarismi assurdi. Questo è lo scenario. Pensando a questo, noi dobbiamo immaginare una rete ospedaliera diversa da quella che abbiamo adesso, in cui i presidi sanitari, potremmo chiamarli ospedali H12, possiamo chiamarli ospedali di comunità, strutture intermedie, centri servizi, avranno una maggiore diffusione territoriale e gli ospedali per acuti saranno meno. Quanti? Secondo me almeno metà degli attuali, ma probabilmente ancora meno. Quindi questo è lo scenario presente e futuro della sanità. Poi parliamo dei project. I project sono uno strumento antico, usato dalla Repubblica di Venezia, e moderno, perché il tunnel sotto la Manica è stato fatto con un project financing della durata di 100 anni. Quindi penso supererà con facilità la durata della vita di coloro che lo hanno sottoscritto. È uno strumento di per sé né buono e né cattivo, dipende da come viene utilizzato. Certamente è una trattativa. Perché? Perché l'ospedale di Castelfranco lo si è iniziato a costruire nel 1967. Avevo 5-6 anni ed era ancora là. Ma non è che il Veneto sia la peggiore delle regioni italiane, perché oggi noi troviamo che in tante parti d'Italia, e non al nord, se non in qualche raro caso, ci sono strutture ospedaliere iniziate solo per fare gli appalti. Questa è la realtà. Allora voglio dire, qual è uno dei vantaggi dei project? Uno dei vantaggi dei project è che banalmente hanno tempi certi, ma non perché ci sia un valore etico particolare dei project, perché chi investe denaro dei project inizia a ricevere profitti quando la struttura è pronta, per cui in minor tempo lo fa e prima recupera il capitale più il profitto. Ma anche questo, se lo permettete, con il rispetto, insomma, anche per la base ideologica di coloro che hanno organizzato questo convegno, io credo che il profitto faccia parte delle regole di questa nostra società. Mica dobbiamo scandalizzarci di questo. Del resto ognuno di noi lavora perché è pagato, altrimenti non è più lavoro, è una cosa che noi facciamo per altre cose, il volontariato, possiamo donare il nostro tempo, il nostro impegno, la nostra solidarietà, ma il lavoro ci serve per vivere. Poi potremmo discutere se uno è pagato tanto o poco, ma questo è un altro tipo di ragionamento. Per cui quando parliamo di profitto parliamo di una delle regole che noi implicitamente o esplicitamente abbiamo accettato.
Qual è il problema? Il problema è capire se nel momento nel quale è stato sottoscritto un contratto attraverso uno strumento che è il project financing, se in quella sede, quando si è discusso, le due parti, cioè colui che è destinato a diventare concessionario e il concedente, hanno fatto una trattativa che ha riportato un risultato equo. Cosa vuol dire equo? Che c'è un equilibrio. Qui possiamo avere anche opinioni diverse, ma io che faccio parte di una maggioranza a livello regionale, in una commissione dove è presente giustamente anche la minoranza, ci siamo posti questo problema. Noi non siamo entrati nel merito, come è stato detto correttamente prima, delle motivazioni che hanno ispirato il project, perché poteva essere la concessione, poteva essere un appalto. Io parto dal presupposto che una persona è innocente fino a prova contraria, per cui se non si vuole rifare sempre il percorso di tutto, bisogna partire dal presupposto che le parti hanno contrattato lealmente. Poi se ci sono prove contrarie, gli aventi titolo o chi è in grado di conoscere qualcosa lo faccia dove è opportuno che lo faccia.